è per proseguire il mio impegno al servizio dei cittadini, così come ho fatto per 39 anni nella mia carriera da ufficiale dei Carabinieri, e quindi un servizio che continua. Adesso sto dando il mio contributo al Comune di Monfalcone, dove ho la delega alle grandi aziende, alla legalità e alla famiglia. Contribuire alla riconquista della regione Friuli Venezia Giulia è un impegno al quale cercherò di attendere nel migliore dei modi. Abbiamo il candidato presidente Massimiliano Fedriga, che è sicuramente la migliore scelta che poteva essere fatta, e poi veniamo ai motivi per i quali la regione è indispensabile per il buon funzionamento delle amministrazioni locali. Ha delle competenze specifiche su sanità, formazione, lavoro, che non possono essere ignorate. In questo anno e mezzo che sono consigliere comunale a Monfalcone, e nell'ambito soprattutto delle deleghe delle quali vi ho detto prima, sono state molte le volte in cui abbiamo constatato quanto sia importante il ruolo e la competenza della Regione, e in questi ultimi anni l'assenza della Regione per quanto riguarda queste specifiche materie. Parlare della sanità è come sparare su un ferito, su un uomo morto, no? La sanità in regione è sotto l'occhio di tutti, i disastri che ha fatto la giunta Serracchiani in questa materia. Per quanto riguarda il territorio della provincia di Gorizia, della sanità, cito solo alcune delle problematiche che più i cittadini avvertono in maniera particolare. Il potenziamento del pronto soccorso ormai non è più dilazionabile, sia di Monfalcone che sia di Gorizia, e anche l'organizzazione che serve il funzionamento del pronto soccorso. L'automedica è stata posizionata in una località intermedia tra i due centri maggiori, ovvero Monfalcone e Gorizia, ed è stata posizionata a Gradisca per ottimizzare, per risparmiare, e quindi una sola automedica serve, stando a metà strada a Gorizia, sia Monfalcone che Gorizia, correndo il rischio di non servire bene a nessuna delle due. Se sono due delle attività che un'amministrazione pubblica non può, sulla quale non può risparmiare, è sicuramente la sanità, oltre alla sicurezza. Quanto riguarda la sanità di Gorizia e di Monfalcone, vorrei segnalare solo due aspetti dei tanti dei quali potremmo parlare, ovvero per Gorizia la necessità di aprire il reparto di pediatria dell'ospedale di Gorizia, appunto 24 ore. Un bambino, non è pensabile che a Gorizia si possa ammalare solo nell'arco mattutino o massimo pomeridiano. È giusto fornire un'assistenza 24 ore su 24 ai bambini di Gorizia che abbiano necessità di rivolgersi alle cure ospedaliere. E per quanto riguarda Monfalcone, sicuramente il pronto soccorso, come dicevo prima, è importante sia incrementata la presenza di medici e di infermieri, perché è una città che solo apparentemente ha 28.000 abitanti, di fatto ne ha migliaia in più grazie all'afflusso dei lavoratori stranieri che sono impiegati lavorativamente allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Sì, ed in ultimo, tra i tanti argomenti, ripeto, sento la necessità di evidenziare quella di potenziare e implementare il reparto di RSA, quella della assistenza dei malati in particolare situazione di sofferenza, e quindi la nostra proposta sarà di incrementare di almeno una decina di posti letto questo importante reparto dell'ospedale di Monfalcone. Come Fratelli d'Italia siamo da sempre molto attenti a determinate problematiche quali la sicurezza, l'immigrazione, che deve essere un'immigrazione controllata e legale soprattutto, e attenzione massima a quella che è la famiglia. Io comincerei proprio da quest'ultima. La famiglia per noi è da sempre intesa nella maniera tradizionale in cui si intende famiglia, cioè quella formata da un uomo, da una donna, che abbiano il coraggio di mettere al mondo dei figli. Oggi è una cosa
molto difficile nel senso che poi è difficile accudirli convenientemente dopo i figli, ma la nostra attenzione è massima, dicevo, in questo senso. Anche a Monfalcone ad esempio abbiamo introdotto il garante per l'infanzia per dare una massima attenzione a tutti i problemi che i bambini a volte si trovano a dover subire per le incomprensioni e le controversie degli adulti. Ecco, a Monfalcone io ho la delega alla famiglia e ho lavorato con il sindaco e abbiamo introdotto in Consiglio Comunale questa figura, per la quale figura scadrà a giorni il bando per la nomina del garante per l'infanzia. Per quanto riguarda la sicurezza, ovviamente è un po' il mio cavallo di battaglia, in quanto, come ricordavo ad inizio di questa intervista, da pochi mesi sono in congedo, mi sono congedato col grado di colonnello dell'Arma dei Carabinieri, ho svolto per 39 anni questa mia missione, io la considero tale, e quindi il massimo sarà il mio impegno, qualora fossi eletto in Regione, in questo tema. Sicuramente importante è stanziare fondi per quanto riguarda le competenze regionali, per telecamere e videocamere che in una città sono un forte modello di prevenzione, ma soprattutto anche di repressione, perché le forze di polizia che svolgono indagini di polizia giudiziaria a seguito di un evento delittuoso trovano spesso, frequentemente, nelle telecamere un valido ausilio alle proprie indagini. Parlare di potenziamento degli organici e sblocco del turnover non è una competenza di carattere regionale, è una competenza di carattere nazionale, ma sono certo che il governo nazionale da qui a poco affronterà con positività anche questo argomento. E poi in ultimo, parlando dell'immigrazione, noi siamo per un'immigrazione legale, come dicevo prima. Ci sono da distinguere i flussi migratori motivati da questioni economiche e allora per questo c'è una modalità da rispettare. Il resto dell'immigrazione, quei barconi che svuotano in Sicilia o sulle coste della nostra nazione migliaia e migliaia di disperati che pagano fior di denari per fare quello che per loro è il viaggio della speranza, questo non è immigrazione legale. È gente che non viene da paesi che sono in guerra, quindi non hanno titolo ad avere lo status di rifugiato, eppure per esempio a Gorizia siamo pieni di queste povere persone che trascorrono a volte anche un anno in giro per la provincia con lauti sovvenzionamenti di circa 35 euro pro capite se si tratta di adulti e di circa 70 euro pro capite al giorno se si tratta di minori. Per quanto riguarda la sicurezza, il grave problema della mancanza di un presidio fisso e la difficoltà di averne uno stagionale a grado dei vigili del fuoco. È sotto l'occhio di tutti quanto sia importante il presidio di una località come quella di Grado, che arriva ad 1,5 milioni di presenze l'anno, e non si può pensare che sia privo del supporto indispensabile dei vigili del fuoco, anche perché sono temi questi, quello della sicurezza, della prevenzione, sia dei rischi che della criminalità, alle quali bisogna pensare quando si è in tempo. Quando poi dovesse accadere una calamità o, come si è verificato qualche tempo fa, un incendio di un albergo, non avere in loco il presidio di vigili del fuoco può pregiudicare la sicurezza delle persone che si trovano in quel momento in queste strutture.